Abbiamo dunque il dibattito per quanto riguarda la pagina politica con Claudio Boaro. Allora, Boaro, finalmente il governo è partito, sta lavorando, un suo giudizio di questo governo nazionale pentastellato, giussago leghista? Ma io mi aspettavo Giussano, scusi, leghista. Mi aspettavo qualcosa di più semplice ed immediatamente visibile nei confronti della gente che non ce la fa a fine mese, per capirci, o che ce la fa a stenti. Nella vecchia legislatura, quella di qualche mese fa, c'erano delle detrazioni fiscali a molte categorie di persone che potevano permettersi di fare una spesa per poter avere le detrazioni fiscali, e mi riferisco alla casa e a tante altre cose. Ma ci sono una moltitudine di persone che per il basso reddito che hanno non riescono a sgravare niente dalle tasse perché prendono già poco per vivere. Quale sarebbe stata la cosa giusta? Togliere tutte quelle detrazioni fiscali per le case che ormai non si fanno più, non ci sono più gru in piedi, c'è poco da fare. Quindi togliere tutte quelle cose lì e fare delle detrazioni fiscali proprio a tema nelle varie regioni, ma anche in Italia, sui prodotti realizzati, coltivati, costruiti in Italia. Come? Dimezzando l'IVA immediatamente. Questo stimolerebbe il mercato interno e il fruitore, chi compra, a comprare prodotti nostri, a far lavorare la nostra gente, dimezzare l'IVA sul prodotto completamente realizzato in Italia, non solo mettere sulle etichette in Italia. Ecco, sarebbe già una buona opportunità di poter risparmiare qualcosa anche quelli che con pochi soldi debbono farci alla fine mese. Questa sarebbe stata una cosa che avrebbe toccato immediatamente tutte le classi sociali, anche i ricchi, ma in maniera non sensibile come avviene adesso. Uno può farsi un villone, che non vi dico, e detrarre migliaia e migliaia di euro, altri che con 800.000 euro al mese non riescono a detrarre niente proprio perché prendono già poco. Certo. Socialmente ingiusto. Quindi... Sì, però magari qualcuno, mi permetta, da casa potrebbe obiettare dicendo: ma come, dobbiamo tornare indietro, il mondo va avanti e noi torniamo indietro, non dobbiamo seguire un po' la situazione minuto per minuto di quello che accade anche fuori dal Friuli, cioè tornare a rifare l'orticello di casa va bene fino a un certo punto, però dall'altra rischiamo di perdere altre occasioni. Forse il suo discorso è quello, appunto, cioè l'IVA, sappiamo la parte burocratica in particolare, esatto, tutte le accise, vedi, benzina, eccetera. Se in qualche maniera, mi sia consentito dire, si dimezza, oppure anzi il governo finalmente, in base a chi governa noi non ci interessa, nel senso che non parteggiamo per uno o per l'altro, a noi ci interessa che chi governa in questo momento faccia gli interessi del paese, nel senso cominciare a tagliare le spese inutili che non sono solo i vitalizi, perché non risolviamo il problema con i vitalizi. È una cosa minima. Ecco, allora cominciamo a guardare, perché dell'immigrazione onestamente permettetemi di dire ne abbiamo piene i cosiddetti, perché abbiamo capito tutti. Insomma, alla fine, oltre che scornarsi fra di loro perché chi è pro e chi è contro, il resto non troveremo mai una soluzione concreta. C'è un passo avanti, vedremo insomma come andrà a finire. Ora bisogna passare dalle promesse oppure dal contentino, dare qualcosa di concreto, cioè, come ha detto giustamente Boaro, mettere le mani veramente sui veri problemi dell'Italia, che sono l'occupazione, dare un futuro ai giovani e soprattutto sburocratizzare e trattenere in casa almeno quelle 4 cose che possiamo fare. No? Io vi invito a pensare, quando voi chiedete una detrazione fiscale, anche per un televisore, per i mobili, adesso l'hanno fatta per parecchie cose, provate a pensare a quanti moduli, a quante cose dovete sottoscrivere, senza contare che altro che privacy. Chi vi vende il prodotto immediatamente in 2 minuti è in grado di sapere la vostra vita, morte, miracoli nel privato, con banche e tutto il resto. E c'è qualcosa che non quadra, scusatemi. E poi un'altra cosa ancora, le piccole partite IVA, che dedicano buona parte del loro lavoro e quindi della loro remunerazione per mantenere commercialisti, mi scusino i commercialisti, e mantenere burocrazia. Perché la ruota funzionava così. Funziona così, ci dovrebbe essere un foglio, un A4 semplice, dove ci sono il totale delle entrate, il totale delle uscite, cosa posso detrarre in base a un tabulato che mi viene fornito, e mi firmo sotto. L'autocertificazione è questa, in un foglio A4 dovrebbe starci tutto. Certo. Cosa succede in questo caso? Che io certifico quello che ho dichiarato. Se mi viene la finanza in casa, come sarebbe giusto venga a controllare, io in 40 anni, e lo dico, non so se per fortuna o perché probabilmente ero credibile, non ho mai avuto la finanza in casa,
40 anni di partita IVA, ok? Ecco, quando ti viene la finanza in casa e tu hai dichiarato il falso, tu chiudi la partita IVA, butto via la chiave e non torni più sul mercato, perché non sei solo a rischio di te stesso, metti a rischio tutti quelli seri che ci sono sul mercato. Ma queste sono le regole. Il problema però, Boaro, è quello anche soprattutto di mettere d'accordo le varie categorie, no? Artigiani, commercianti, industriali, lasciamo stare i sindacati per quanto riguarda gli operai, però io dico a livello proprio di imprenditori, per arrivare poi a quel discorso lì, bisogna che innanzitutto si sedano dietro un tavolo, non per bersi il bicchiere, o tanto per spartirsi i ruoli, ma secondo me tutte le varie categorie, dall'artigianato fino all'industria, devono sedersi lì per capire il cosa fare, non solo fare le baruffe chiogiotte, ad esempio, non so, per la Camera di Commercio di Pordenone. Ridicolo, vergognoso. Con tutto rispetto, perdere tempo perché la Camera di Commercio di Pordenone non vuol fare la fusione con Udine, mi sembra, con tutto rispetto, non ha senso. Quelle rotonde. Anzi, dirò di più, e lo dico con serenità, viene da chiedersi se c'è ancora la necessità di mantenere in piedi certi baracconi. A cosa servono? Ma questo è il discorso, le fusioni fusioni di cosa? Servono per toglierle addirittura, se fosse per me. No, ma le fusioni servono a questo, cioè bisogna sburocratizzare. Esiste già la Camera di Commercio, la fusione tra Gorizia e Trieste sta funzionando, non vedo perché Udine non possa fare la fusione con Pordenone, non perché non la vuole fare Udine, perché c'è qualcuno a Pordenone che non ha nessun interesse a fare questo, perché dicono giù le mani, vengono qui a invaderci i friulani, no, e questi sono ragionamenti da prima Repubblica, da persone che non sanno, anzi no che non sanno, che non hanno nessun interesse, ripeto, nessun interesse a far sì che il Friuli Venezia Giulia finalmente torni competitivo e faccia vedere al vicino Veneto o ai cosiddetti cugini veneti cosa vuol dire essere friulani e anche triestini, mi sia consentito dire, nel senso giusto e logico delle parole. Come dovrebbe essere giusto. Se vogliamo mantenere questa benedetta regione è inutile fare dei doppioni, perché sono di fatto dei doppioni, con delle doppie cariche, dei doppi presidenti, che ognuno vuole avere il suo palcoscenico per apparire. Questa è la realtà. Non solo, Pordenone e Udine, se andassero veramente d'accordo, avrebbero delle possibilità incredibili, collegando il mobile intendo come mobili comunque, guarda, sotto questo punto di vista mi permetta, esiste già un progetto che sta funzionando bene, che è il cluster, no? Arredo casa, con il distretto della sedia da una parte, il distretto del mobile dall'altra, la filiera del legno, e qui bisogna dare atto, perché bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Lo sforzo degli imprenditori, qui bisogna dare atto a Sergio Bolzonello, vicepresidente della passata giunta, che ha fatto un lavoro di tessitura molto certosino ed è riuscito, mi sia consentito dire, mettere insieme delle teste fra di loro e organizzare un prodotto che fa squadra e sta decisamente funzionando. È stato un bel lavoro, che lo diciamo così. Va riconosciuto. Dunque diamo a Cesare quello che è di Cesare e riconosciamo chi ha i meriti. Perché indipendentemente da maggioranza o minoranza, nelle regioni e come nei comuni e dappertutto, non è che uno fa sempre tutto giusto o tutto sbagliato. Quando qualcosa di giusto viene fuori bisogna riconoscerlo. Poi magari c'è qualcuno che tengo famiglia, come si dice, e allora di conseguenza deve evitare le fusioni, perché ripeto, tengo famiglia, allora evitiamo di allora cercano di inventarsi delle cose, no? A livello pur di fanno dei tam-tam, lanciano gli anatemi, tanto per fare una specie di ayatollano dei territori, per dire qua dopo la fine vai a guardare, sono solo baruffe chiogiotte o lite delle comari, come si diceva durante il governo Spadolini nell'82. Anche queste sono semplificazioni che renderebbero più fruibile il mercato, più accessibile, e soprattutto rimetti in moto, più accessibile il mercato, e poi invece di competizione malsana ci sarebbe aggregazione sana, che è la cosa più utile in questo caso, che funziona meglio. Esatto. Io ringrazio Claudio Boaro per la